57.000 persone in Liguria chiedono aiuto per mangiare. Oggi, giornata mondiale dell'alimentazione, il Papa scrive alla FAO: accumuliamo e sprechiamo il pane dei poveri. Francesco in udienza: per evangelizzare occorre lasciarsi stupire dalle sorprese di Dio senza ostacolare la sua creatività. Oltre 100.000 euro di danni stimati per il campo da tennis a Chiavari, grande spavento per i dipendenti presenti nella struttura durante il passaggio della tromba marina. Per avere copertura telefonica nell'area del Penna occorre attendere il 2020. In occasione dei lavori per portare l'energia elettrica alle casermette si proverà ad installare un ripetitore. Nel segno dell'unità prosegue il ministero di Don Marco Gattorna in Fontanabuona. Il sacerdote ha assunto la guida della parrocchia di Cicagna e di Zerega. La 32esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi va in archivio con successo. Apprezzate le novità, tra cui una commedia con intermezzi musicali e l'omaggio a Lucio D'Ambra. Vela sabato la regata di chiusura del campionato d'autunno dello Yacht Club Chiavari con il Memorial Romano Caselli a 20 anni dalla scomparsa. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. C'è ancora troppa fame in Italia, si parla di 2,7 milioni di persone, in Liguria sono 57.000. Sono i dati diffusi oggi da Coldiretti per la giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla FAO. E nel suo messaggio il Papa riflette: accumuliamo e sprechiamo il pane dei poveri. Il primo servizio. In Italia sono 2,7 milioni gli affamati che nel 2018 sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare. In Liguria ce ne sono quasi 57.000, di cui 11.000 bambini fino ai 15 anni, il 4% della popolazione presente. Tra queste persone c'è un numero considerevole di nuovi poveri, cioè pensionati, disoccupati e famiglie con bambini. Tra le categorie più deboli degli indigenti a livello nazionale si contano 453.000 bambini di età inferiore ai 15 anni, quasi 197.000 anziani sopra i 65 e circa 103.000 senza fissa dimora. E proprio oggi il Papa ha inviato un messaggio alla FAO spiegando che è crudele, ingiusto e paradossale che al giorno d'oggi ci sia cibo per tutti e tuttavia non tutti possano accedervi, o che vi siano regioni del mondo in cui il cibo viene sprecato, si butta via, si consuma in eccesso o viene destinato ad altri scopi che non sono quelli alimentari. Francesco sottolinea come il cibo cessa di essere un mezzo di sussistenza per diventare un canale di distruzione personale. A fronte degli 820 milioni di persone affamate, quasi 700 milioni sono in sovrappeso o vittime di abitudini alimentari sbagliate. Un fenomeno, dice il pontefice, che si è diffuso anche in paesi a basso reddito perché si copiano modelli alimentari delle aree sviluppate. Da qui spiega la diffusione di malattie derivanti da uno squilibrio per eccesso, come diabete, patologie cardiovascolari e altre forme di malattie degenerative, o uno squilibrio per difetto, che comporta un numero crescente di morti per anoressia e bulimia. Il Papa invita ad una conversione, uno stile di vita riconoscente, un ritorno alla sobrietà e alla semplicità, ad essere attenti al bisogno dell'altro, perché, dice, individualismo ed egocentrismo provocano soltanto fame e disuguaglianza sociale. Conclude il Papa: uno stile di vita sano si impara in famiglia e, in secondo luogo, bisogna uscire dalle logiche di mercato e preoccuparsi dell'uomo. Questa mattina all'udienza generale, invece, in piazza San Pietro, il Papa ha rivolto ai fedeli un invito, quello a non ostacolare la creatività di Dio e ad aprirsi agli altri. Sentiamo. Battezzati nell'acqua e nello spirito, quindi chiamati ad uscire da noi stessi, ad aprirci agli altri, a vivere la prossimità, a stare insieme in un'esperienza di fraternità. Francesco lo sottolinea all'udienza generale, chiedendo di superare i particolarismi, aprirsi all'universalità della salvezza, a vincere le resistenze e affidarsi ai piani di Dio e alla sua creatività per percorrere strade nuove. Guardando a Pietro, al cambio di mentalità che gli suggerisce Dio, il Papa ricorda lo scandalo provocato nei suoi fratelli quando l'Apostolo entra nella casa del centurione Cornelio e battezza tutta la sua famiglia. Dai principi e degli apostoli impariamo che un evangelizzatore non può essere un impedimento all'opera creativa di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma uno che favorisce l'incontro dei cuori con il Signore. Chiediamo oggi la grazia di lasciarsi stupire dalle sorprese di Dio, di non ostacolare la sua creatività, ma di riconoscere e favorire le vie sempre nuove attraverso cui il risorto effonde il suo spirito nel mondo e attira i cuori facendosi conoscere come Signore di tutti.
Nei Salute Pellegrini polacchi il Papa ha ricordato l'elezione a pontefice di San Giovanni Paolo II e il suo invito vibrante e attuale di aprire il cuore a Cristo. Ringraziamo il Signore per ogni bene che si è compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani attraverso le parole di Giovanni Paolo II, le sue opere e la sua santità. Ricordiamoci che il suo appello ad aprire i cuori a Cristo è sempre attuale. Veniamo ora sul nostro territorio, torniamo a parlare dell'ultima ondata di maltempo e andiamo ai campi da tennis della zona Preli di Chiavari. Danni ingenti alle strutture colpite da una tromba marina, ma c'è anche la consapevolezza di essere stati fortunati perché nessuno dei dipendenti presenti è rimasto ferito. Da oggi lavoratori e soci si stanno dando da fare per risistemare il circolo. Giacomo Rizzi è andato per noi, vediamo. Quali danni avete avuto in seguito al maltempo? È volato il pallone, tutte le recinzioni, i fari a LED nuovi di tutti i campi, tutti i pali della luce, e a parte due o tre del campo 1 e poi tutte le recinzioni del campo 5 dalla strada con gli alberi sradicati che sono venuti contro. Ora dobbiamo ancora quantificarli con l'assicuratore, però a spanne così, compreso anche il pallone, un 100.000 euro credo. Voi quando è arrivata, la tromba marina, eravate qui, avete visto? Sì, eravamo per fortuna dentro al bar perché stava piovendo forte, però nessuno si aspettava una cosa del genere, è stata di una violenza incredibile. Perché comunque era già 3 volte che era successa una cosa simile, ma non così. Cioè, abbiamo rischiato anche noi, meno male che poi il pallone si è arrembato contro le griglie, se veniva dal bar arrancava tutto, perché poi è pesantissimo, c'è una forza tra il vento e la pesantezza del telo. Quanto è durato la fase di tempesta sui campi all'incirca? Pochissimo, sono cose... Cioè, ha girato in maniera circolare, sarà durata 10 secondi. Ha detto che non è la prima volta che accade? È una zona che probabilmente si creano dei vortici, comunque noi abbiamo perso già 4 palloni e probabilmente non è da rimettere, non lo so, non so cosa dire, cioè, poi ci studieranno. Volano sempre via, tra l'altro questo era messo proprio in opera d'arte, con il muretto, con gli ancoraggi, è andato via come fosse un fazzoletto proprio. Comunque vediamo che già oggi è un giorno dalla caduta, c'è molta gente a lavorare qui e a darsi da fare. Sì, ma ci vogliono tutti bene, sono venuti tanti soci, volontari, ragazzi dell'agonistica, non ci perdiamo d'animo. Speriamo di riuscire almeno a recuperare 2 campi per andare un po' avanti con l'attività, però che il circolo torni normale, minimo un mesetto. L'ascensore sul secondo binario della stazione di Rapallo sarà in funzione entro dicembre. A dirlo Daniele Mari, direttore di produzione di Rete Ferroviaria Italiana, oggi durante un incontro con il sindaco. È già stato ordinato il macchinario ed è pronta la torretta che ospiterà l'ascensore, ha spiegato Mari. Si tratta solo di installarlo, metterlo in funzione e collaudarlo. Obiettivo della riunione era proprio quello di fare il punto sull'intera struttura. Per evitare ad esempio episodi di vandalismo, l'azienda intende ampliare il sistema di videosorveglianza. Mentre sulla presenza di amianto i referenti della rete hanno dichiarato che la situazione non è semplice e in collaborazione con la sovrintendenza archeologica stanno lavorando ad un progetto che sarà presentato entro la fine di quest'anno. Sempre a Rapallo parliamo di interventi di manutenzione e acquisto di attrezzature e impianti per la riqualificazione dei musei del Merletto e Gaffoglio. Sono le operazioni che saranno finanziate con una variazione in via d'urgenza al bilancio previsionale 2019-21 con l'applicazione di un avanzo d'amministrazione. La pratica è stata approvata oggi in giunta. Le cifre stabilite ammontano a 21.684 euro per il museo Gaffoglio e 19.260 per il museo del Merletto. Cambiamo tema. I recenti fatti di cronaca che hanno interessato i boschi della Val d'Aveto hanno riacceso l'attenzione sul problema dell'assenza di segnale telefonico. Nella primavera del 2020 un ripetitore potrebbe essere attivato nell'area del Penna, è una delle strade a cui si sta lavorando. Sentiamo. Si intravede uno spiraglio nell'annoso problema dell'assenza di segnale nell'area del Penna, in Val d'Aveto. È in corso l'iter per portare l'energia elettrica al rifugio delle Casermette, che attualmente sopravvive con il gruppo elettrogeno o fonti alternative. In questa occasione si pensa di installare un palo per i ripetitori telefonici e portare la tanto attesa linea. Gli ultimi episodi di cronaca, infatti, hanno riportato l'attenzione sul tema. Abbiamo avuto ultimamente 2 morti e 10 dispersi, quindi se non vogliamo allungare questa lista
credo che comunque col discorso che forse al PEN a marzo dovrà arrivare l'Enel, dovremmo comunque mettere un ripetitore che se non copre il 100%, almeno il 70-80% della zona la copra. Ecco. Secondo un recente studio dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, 1200 centri italiani non hanno campo per i cellulari, per un totale di 5 milioni di persone residenti soprattutto in aree montuose. Per l'UNCEM, lo Stato dovrebbe obbligare gli operatori privati ad ampliare le zone coperte. Per parte sua, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto manda un appello alla Regione. Queste compagnie, secondo me, vanno un po' sull'ottica di chi abbiamo del guadagno, bene, allora copriamo, non abbiamo del guadagno, lasciamo un po' indietro. Cioè, per questo che la Regione dovrebbe farsi parte attiva a dire no, la copertura le mettete in qualunque zona, anche no, là dove non c'è da guadagnare. D'altra parte, del progetto regionale di copertura non si sa più nulla. Intanto il problema persiste e interessa aziende, residenti, escursionisti, fungaioli, squadre di soccorso, sciatori. Insomma, la platea è ampia e anche l'ente parco sta facendo la sua parte. Abbiamo un progetto che si chiama Smart Destination, volevano portare la copertura wifi nei rifugi. Io ho detto prima di portare la copertura wifi bisogna portare la linea telefonica, perché altrimenti pensiamo sempre al passo dopo, si pensa sempre a qualcosa di moderno quando poi invece mancano le cose essenziali. Siamo alla cronaca, incidente mortale oggi pomeriggio in A12, all'origine uno scontro frontale automoto avvenuto sulla rampa d'accesso al casello di Genova Nervi. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo del 1977 deceduto nell'impatto. Sul posto i soccorritori, 2 pattuglie della Polizia Stradale di Genova San Pier d'Arena. Il casello è rimasto chiuso nei 2 sensi di marcia sin verso le 19 con uscita consigliata a Genova Est. Ora il traffico circola normalmente, sulla dinamica invece si sta ancora indagando. E un uomo di 77 anni è stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 11 a San Salvatore di Cogorno, nella zona del Basco. L'uomo è stato sbalzato dall'impatto, ha sfondato il parabrezza riportando un trauma cranico non commotivo. Sul posto l'automedica di Rapallo, l'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno che lo ha condotto all'ospedale di Lavagna in codice giallo. Anche la conducente dell'automobile, una donna di 35 anni, è stata portata a Lavagna dalla Croce Verde di Carasco perché in stato di shock. Primi rimborsi in bolletta per gli associati di Assoconsum Liguria. Sono state pubblicate oggi infatti le prime sentenze relative ai soci ed emesse dal giudice di pace di Chiavari. Si tratta del rimborso dei canoni di depurazione addebitati in bolletta da Iren nel corso degli ultimi 10 anni. Il giudice, si legge nella nota di Assoconsum, ha stabilito che non era effettuata secondo la normativa interna e comunitaria. Ricordiamo inoltre che domani, 17 ottobre alle 21, all'Hotel Italia e Lido di Rapallo si terrà un incontro informativo proprio su questo tema. E siamo all'informazione religiosa della diocesi. Parliamo dell'ingresso di Don Marco Gattorna nella parrocchia di San Giovanni Battista a Cicagna. Il sacerdote, che è fontanino, è già parroco di Orrero, Soglio e Pianezza e adesso assume la guida pastorale di De Zerega e Cicagna. Siamo andati a vedere. Se quello di Don Marco a Cicagna non è stato esattamente un nuovo arrivo, il sacerdote originario della Fontana Buona e vive da tempo qui, il suo ingresso ufficiale come parroco segna l'inizio di un cammino nuovo per la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista e per quella di De Zerega, che hanno salutato nei giorni scorsi Don Mario Moltedo. Un cammino iniziato nella gratitudine, come suggerito dal Vangelo domenicale. Partire da lì sempre, no? Non da quello che non c'è, che non va, ma essere grati già di quello che c'è, di quello che è presente. E sento che per me il ripartire oggi in questo nuovo viaggio è un po' partire da quello che c'è, e sento che questo cammino qua in valle è una nuova tappa, ma è un percorso che continua nel cammino vicariale, nel cammino della comunione tra le parrocchie. Don Marco manterrà la cura pastorale delle comunità di Orrero, Pianezza e Soglio e ha lasciato quelle di Coreglia e Canevale. Ad accoglierlo sul sagrato c'erano 3 sindaci e tanti fedeli, segno questo di una unità che cresce. Sarà un modo per unirci tutti assieme e quindi avere più comunicazione e stare un gruppo più di amicizia. Infatti, anche se avete visto, oggi avevamo un coro di tutte le parrocchie della Fontana Buona, quindi già questo è un buon passo. Ci aspettiamo che tutto continui la strada di Don Mario, che ci sia accoglienza e che ci sia
amore per le persone, come è sempre stato, ma sicuramente questo ci sarà. Il ministero di Don Marco nasce in valle e in valle sta portando i suoi frutti. Originario della Fontana Buona, infatti, il sacerdote, classe 1983, ordinato nel 2010, è parroco da 7 anni in Vallata. Devo dire che Don Marco lo conosciamo fin da quando era un bambino, perché comunque è della valle, e quindi siamo molto contenti di averlo lui, perché conosce già anche un po' la problematica della valle. Dialoga molto, cioè cerca di capire e di mettersi anche un po' dalla parte dell'altro e quindi questo aiuta molto a capire l'altro e capire anche lui. Nel suo discorso, salutando i fedeli, Don Marco ha usato l'immagine del viaggio. Porto con me il bagaglio della gratitudine, ha detto, invitando a vivere la bellezza del camminare insieme con fiducia reciproca e a benedire, ovvero a dire il bene l'uno dell'altro. Sento così che nel viaggio non si conosce a volte il percorso, la meta, ma è importante lasciarsi accompagnare da quei segni che ci sono lungo il viaggio, che vengono lasciati da Dio, che vengono lasciati dai fratelli e dalle persone che condividono il cammino. Ha preso il via in corso il pellegrinaggio diocesano in Sudafrica. A guidare la comitiva Don Fabio Mazzino. Lo abbiamo incontrato poco prima della partenza. Ci sono ancora posti liberi, infatti, per il pellegrinaggio a Fatima e Lisbona nel periodo di Capodanno. Sentiamo. Com'è ad oggi la situazione degli iscritti per il pellegrinaggio in Portogallo alla fine dell'anno? Ma ormai non è più una sorpresa, ci sono veramente tante persone che si affacciano al nostro ufficio pellegrinaggi proprio per la modalità con cui visitiamo le terre che proponiamo. Sono davvero tanti coloro che sono già iscritti, però c'è ancora posto, quindi vi invito a partecipare e a venire. Le iscrizioni sono aperte ogni giorno, in particolare al martedì e al giovedì, tra le 10 e mezzogiorno in piazza Nostra Signora dell'Orto, a fianco alla cattedrale. Si annuncia un bel viaggio, poi appunto a cavallo tra l'anno vecchio e quello nuovo. Possiamo descrivere un po' le caratteristiche del pellegrinaggio? Certo, le caratteristiche del pellegrinaggio sono un'esperienza di incontro e anche di conoscenza. Andremo tra il 28 di dicembre e il 4 di gennaio, questo è un periodo che abbiamo notato essere molto favorevole, in modo particolare per chi è coinvolto nel mondo della scuola. Sarà quindi un'esperienza di fraternità, di conoscenza e di preghiera, proprio perché andremo a Fatima, nel santuario eminente di preghiera. Da lì poi ci muoveremo lungo tutto il pellegrinaggio, fin tutto giù nell'Algarve. Un capodanno speciale quindi quest'anno per chi parteciperà? Noi ce lo auguriamo e siamo sicuri che sarà proprio così, ricco di sorprese e di amicizia reale. E avete scelto il Portogallo? Perché Fatima è proprio richiesta tantissimo, il santuario ci convoca alla scuola di Maria e vedo che c'è tanta disponibilità e tanta attenzione ad essere accompagnati da lei, che è nostra madre. Vivian Cardia, italo-americana, originaria della Fontana Buona, arriverà sabato a San Colombano Certenoli. Inaugurerà un pannello a Prati di Cichero che testimonia l'impegno di tanti discendenti di emigrati per valorizzare l'ormai famoso masso, il lastrone di arenaria che riporta incisioni di epoca romana ritrovato proprio lassù. Vivian, tramite il Circolo, l'associazione da lei fondata in Florida, dove vive, ha contribuito ad una raccolta fondi destinata a migliorare e a rendere percorribile il sentiero che conduce al masso. Lo ha fatto in seguito dell'ampio risalto che il ritrovamento delle iscrizioni ha avuto a livello locale e non solo. Il pannello, che sarà inaugurato a Prati di Cichero, ricorda in particolare la madre Elsie Garaventa, nata a New York, da padre fontanino e mamma avetana, donna impegnata in ambito culturale a mantenere vivo il legame tra i discendenti degli emigrati e la terra d'origine. La figlia Vive, appunto, ha contribuito a portare avanti questo legame grazie all'Associazione dei Liguri nel Mondo. Il programma della visita prevede sabato l'accoglienza in comune a San Colombano Certenoli, l'inaugurazione del pannello, la visita alla chiesa di Romaggi e poi all'Ascito Cuneo. Da domani e per 3 giovedì ci saranno modifiche alla collocazione dei banchi del mercato settimanale a Rapallo. Si tratta di cambiamenti imposti dai lavori per la posa dei collettori del nuovo depuratore in località Ronco. Per 3 giovedì dunque via Gramsci sarà chiusa al transito dei veicoli dalle 5 alle 15. Qui verranno collocati i banchi che solitamente si dispongono in rotonda Marconi, dove appunto riprendono i lavori eseguiti da Italscavi per conto di Reti. E siamo alla pagina culturale, andiamo all'Auditorium San Francesco di Chiavari dove si è svolta la cerimonia di premiazione della 32esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi. Vediamo.
Cala il sipario per la 32esima volta sulla rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi, un'edizione più condensata nel numero degli appuntamenti ma ugualmente ricca di novità. Abbiamo avuto per la prima volta 2 rappresentazioni con intermezzi musicali dal vivo, poi c'è stata una rappresentazione chiamiamola di una commedia particolare ricordando il regista Lucio D'Ambra, ed è stata tra l'altro poi riconosciuta anche la miglior compagnia. L'elemento non nuovo a questo sodalizio teatrale è lo spirito di squadra che si instaura ogni anno tra organizzatori e compagnie. Ogni volta abbiamo l'occasione di incontrare dei volti che collaborano insieme da anni e che portano poi su questo palco molto di più di quello che è lo spettacolo in sé. Ed è questo che mi fa credere che sia giusto continuare a incoraggiare questo tipo di iniziativa. Numerosi sono stati i riconoscimenti assegnati nella serata conclusiva. I premi per il miglior attore e la miglior attrice protagonista sono andati a Carlo Oneto della compagnia Teatral Nervi e Margherita Alipede della compagnia Don Bosco di Varazze. Vive da quasi 100 anni la nostra compagnia e poi ci spostiamo ovviamente in queste rassegne anche un po' fuori dalla nostra provincia. Il pubblico qua è sempre molto numeroso e molto caloroso, cioè riescono proprio veramente ad apprezzare, perché poi siamo tutte compagnie amatoriali, quindi le difficoltà sono magari maggiori. La miglior regia, insignita del premio Uberto Rivalone, è stata quella di Ivo Pattaro della compagnia teatrale Quelli de Navotta di Carasco. Mi diverto tanto, anzi sto passando anche usenese di Figeux perché è una bella cosa. Lei il modo di esprimersi che ha un valore aggiunto, se riesce a esprimere delle cose che con la lingua italiana non ti caffè. Parliamo di una regata di vela che si terrà sabato alle 12:30 nel mare di Chiavari, è la regata sociale Open Memorial Romano Caselli, terza e ultima tappa del campionato vela d'autunno promosso dallo Yacht Club Chiavari. L'intervista. L'ultima regata della stagione, tempo permettendo, si svolgerà nel fine settimana. Qual è il programma? Il programma sarebbe sabato alle 12:30 la partenza del regata sociale Open Memorial Romano Caselli, insieme c'è anche il trofeo Jeannot, ma è tutto da vedere perché le previsioni meteo sono le più disparate, quindi verrà deciso domani se si potrà svolgere la competizione oppure se rinviarla di una settimana. Quali sono le imbarcazioni che parteciperanno? Diciamo che sono attualmente 26 gli iscritti e sono quasi tutti quelli che hanno partecipato al campionato vela d'autunno. Il campionato che ha considerato il Memorial Gavino, la Coppa dall'Orso e adesso chiude col Memorial Caselli. Belle 60 più barche per la Portovena, 40 per il Memorial Gavino, quindi un bel successo di imbarcazioni. Poi riprenderemo col 2020 e ci risentiremo. Perché ricordare Romano Caselli a 20 anni dalla scomparsa? Perché era un socio fondatore del Circolo Nautico che è avvenuto, mi sembra, la fondazione nel 1963, l'anno in cui sono nato anch'io. Scomparso 20 anni fa in un tragico incidente ciclistico e tutti gli anni il Circolo Nautico lo ricorda con questa regata finale. Dunque un appassionato di sport a 360 gradi. Era un velista, era un appassionato di mare, soprattutto di mare, di vela, ma di mare perché era anche, oltre a fare il tecnico, il geometra, era anche pescatore professionista, perciò ha passato, diciamo, la sua vita fino all'ultimo in mare. Ogni anno la mia famiglia, la nostra famiglia, dedica un premio, un piatto a una figura importante chiavarese che è amante del mare. Quest'anno il premio va al signor Campana, che è un ex comandante del porto di Chiavari, legato anche lui al mare e al porto di Chiavari. C'è un concorso fotografico che ha organizzato il Circolo Nautico e tutti i soci sono stati invitati a presentare fotografie e documentazioni fotografiche dalla nascita del circolo fino ad oggi. Si è disputata oggi la seconda giornata del campionato di A1 di pallanuoto. La Prorecco ha battuto 19-8 il Trieste. Prossimo impegno per la Prorecco sarà in Champions. Sabato alle 20:30 fronteggeranno gli spagnoli del Terrassa a Bergamo.
Anche il nome di Rapallo è stato portato al campionato mondiale di corsa ad ostacoli ospitato a Londra. Il gruppo del Rea Paulus Race infatti ha preso parte a questa iniziativa condividendo la qualità della manifestazione rappallina con migliaia di atleti confluiti nella campagna londinese. Lo stand del Rea Paulus è stato meta di molti atleti e curiosi, un'esperienza eccezionale dicono i partecipanti, condivisa con tutti coloro che hanno affrontato The Pyramid, l'ostacolo di traliccio in alluminio e rete di corda allestito dai rappallesi e griffato con bandiere del Rea Paulus Race e gigantografie del Golfo, dove viene realizzata annualmente questa gara che dalla città raggiunge il santuario di Montallegro. E ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 17 ottobre. Apertura alle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione si può richiedere un servizio didattico gratuito. Apre alle visite anche il Museo del Merletto di Villa Tiguria Rapallo dalle 9:30 alle 12. I giovani quali ambasciatori di protezione civile. È il titolo dell'incontro a cui sono invitati gli studenti di terza media degli istituti di Chiavari per parlare di territorio e sicurezza. Dalle 10 alle 12 all'Auditorium San Francesco. Ultima è il titolo della mostra conclusiva per l'esperienza della Galleria Cristina Busi di Chiavari. Si tratta di un'esposizione collettiva dei principali autori che dal 1984 hanno collaborato con la galleria. L'inaugurazione alle 17 in via Martiri della Liberazione 195. Come ogni giovedì si riunisce l'Associazione regionale Club degli alcolisti in trattamento, che si occupa di fornire aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcol. Alle 20 al centro Benedetto Acquarone di via Pio X a Chiavari. L'alpinista e scrittore Andrea Parodi presenta il proprio libro intitolato Il mio alpinismo, tra sogno, arte e avventura. Alle 21 nella sede del CAI di Chiavari in via Orsi. Prosegue a Genova il corso di formazione sull'adozione organizzato dall'associazione Batia. Antonio Miani terrà l'incontro Adozione nazionale ed internazionale alle 21 in piazza San Matteo 3. Nella sala congressi dell'Hotel Italia di Rapallo si terrà la conferenza sul tema dell'addebito della quota di depurazione in bolletta. L'inizio alle ore 21. Una nuova sede della CGIL a servizio del Tigullio sarà inaugurata lunedì a Rapallo in Corso Colombo 9. Ospiterà tutti i servizi attualmente attivi negli uffici di Corso Italia. Rimangono invariati orari e recapiti telefonici. La cerimonia di inaugurazione avrà inizio alle 11. Sarà presente Igor Magni, segretario generale della CGIL della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. Domani dalle 9 alle 12 in piazza Cavour si terrà un presidio informativo. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera potremo tornare ad ascoltare l'incontro che si è svolto a Maria Madre di Lavagna nei giorni scorsi, un incontro con Patricia Almeida, che è la direttrice di un asilo in Brasile. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.